vigilia di preparativi per la ripartenza. Nella notte, dopo nuove tensioni, l'accordo definitivo governo-regioni sulle regole. 800.000 imprese pronte per Confcommercio. Conte, è giusto ripartire calcolando i rischi. Per la maggioranza ora tutelare imprese e famiglie. Opposizione, governo inadeguato, non c'è una strategia per la ripartenza. 153 morti in un giorno, numero più basso dal 9 marzo, nessuna impennata dopo il primo allentamento. Gli esperti, dati che danno respiro, ma va mantenuta la guardia alta. Morto nella sua casa l'ambasciatore cinese in Israele, era arrivato a marzo in piena pandemia, cause naturali, prima ipotesi. Intanto oggi giura il nuovo governo Netanyahu-Gantz. Domani 100 anni dalla nascita di San Giovanni Paolo II, il ricordo di Papa Francesco che celebrerà una messa in mondovisione dall'altare a San Pietro dove è sepolto. Una società libera non permette discriminazioni, così Mattarella nel messaggio per la giornata mondiale contro l'omofobia. Al TG2 la testimonianza di chi per anni è stato vittima di offese e umiliazioni. Buongiorno e buona domenica dal TG2. Da domani l'Italia riparte, ma senza distogliere l'attenzione dai dati dell'epidemia. Tante imprese riapriranno l'attività non senza timori. I sindacati avvertono